Mai più così. La scena del pullman parcheggiato davanti alla stazione ferroviaria di Treviso non dovrà più ripetersi nel drammatico film sui profughi. Un'immagine così forte da aver colpito anche Roma, se è vero che il Ministero dell'Interno ha preso atto delle difficoltà del Veneto nell'accoglienza, al punto da decidere di rallentare l'invio dei restanti 1500 migranti assegnati alla regione dall'intesa con lo Stato del luglio scorso, che pure finora è stata attuata al ribasso a queste latitudini. A riferirlo da Roma sono i partecipanti al vertice col ministro Angelino Alfano. Noi dovremmo avere, secondo questo accordo, l'8% circa di quelli che sono di ingressi distribuiti nel territorio e siamo al 3%. L'indicazione è che i prossimi ospiti vengano alloggiati in alberghi e strutture, il che già alimenta il dibattito politico. Non solo la Caritas, ma anche altre associazioni, le parrocchie, che hanno manifestato una loro disponibilità. Questo fa ben sperare, perché magari qualche nostro sindaco cambia posizioni e cambia idea. Chi ha la possibilità di dare le risposte in termini normativi e finanziari, e quindi i livelli più elevati di responsabilità, sono questi che devono scendere in campo e mettere a disposizione gli strumenti adeguati. Se l'incapacità del governo e l'incompetenza del governo ancora una volta viene fatta scaricare sul territorio, noi siamo assolutamente contrari. Congelata per ora l'ipotesi delle caserme, considerata solo come estremo rimedio, visto fra l'altro che la sola idea di Treviso di utilizzare la Serena ha scatenato la dura reazione della confinante Casier in uno scontro tutto interno al Partito Democratico. Cruciale si annuncia dunque l'incontro fra i 95 comuni trevigiani e il prefetto Maria Augusta Marrosu, difesa dalla stragrande maggioranza dei primi cittadini e tuttavia oggetto di interrogazioni parlamentari. L'atteggiamento tenuto da parte dell'ufficio territoriale del governo per molti aspetti mi è incomprensibile e quindi ho chiesto conto di questo non a lei ma al ministro competente, che è il ministro Alfano.